Siamo con il consigliere regionale Giuseppe De Bernardi Martignoni a Malpensa sul problema dei tassisti abusivi. Cosa succede, Giuseppe? È un problema, direi, atavico, sono diversi anni che sussiste, è un impegno che mi sono preso in campagna elettorale, neanche un mese dalla nomina sono già qua e provvederemo. Sono insieme con il consigliere comunale di Ferno, Alessandro Targa. Ho contattato anche il nostro consigliere provinciale Marco Colombo. A livello istituzionale incominceremo a fare dei primi atti per diciamo così, sollecitare e sensibilizzare chi di dovere per avere maggiori controlli, perché al momento le licenze non vengono controllate. Cosa succede? Certo, il controllo deve essere un controllo chiaramente compatibilmente con i numeri delle forze dell'ordine, ma ci deve essere, perché sennò questa situazione sta dilagando e i tassisti sono veramente... Hanno tariffe concorrenziali, non permettono neanche di arrivare fuori per prendere i taxi. Scelgono le corse migliori, poi lasciando ai taxisti quello che rimane.